Anfiteatro Romano, questa sera abbiamo avuto modo di apprezzare un grande del cinema, della fiction, del teatro. Nonostante le condizioni meteo, la serata ha proseguito nel meglio. Innanzitutto è mai stato in questo posto, se le ha affascinato? Ma guarda, quando mi è stato detto forse piove, facciamo uno spettacolo, mi è sembrato molto male perché è la prima volta che vengo qui, ho visto questo bellissimo anfiteatro e è un'acustica strepitosa, tanto è vero che alla fine questo mi ha permesso anche di cambiare un po' il programma e mi sono divertito a recitare Marcantonio, così Shakespeare e cose, perché poi l'avete visto, no? Che non era in programma e anche altre cose legate alla napoletanità di Troisi, di poesie, naturalmente il testo che ho raccontato stasera ho cercato di leggere, quello di Elvio Porta, e Elvio Porta è un mio grande amico, anche perché lui è quello che ha scritto Mi manda Picone, un film di Nanni Loi che ebbe un grande successo, ed è un grande conoscitore Elvio di Napoli, dei napoletani, è anche critico, come avete sentito, sulla cosa, però insomma è una lettura divertente, curiosa, fatta un po' con un gioco musicale che cerca anche spesso di alleggerire i tempi della lettura. Dicevamo Giannini legge Napoli, qual è il suo rapporto con Napoli e la città, i napoletani in generale? Ma guarda, io tutti dicono che non sono napoletano, ma io mi ritengo molto napoletano, a 8 anni. Mio padre, la mia famiglia è stata trasferita dalla Spezia, è stata trasferita qui a Napoli, ho vissuto prima a Pozzuoli, poi a Fuorigrotta, ho studiato a Napoli fino a 19-20 anni, sono diventato perito elettronico industriale, insomma più napoletano di così, non so, però ovviamente non sono napoletano, io ho sempre amato Napoli e tutto il sud, devo dire, pur essendo uno del nord, perché il sud ha un cuore diverso, ha un fiato diverso, ha un colore diverso, ha il cibo diverso, ha tutto diverso. Mi piace, sono diventato un sudista, insomma, napoletano. Poi adesso non posso parlare di Napoli come l'ho amata io da piccolo, le passeggiate che mi facevo a Napoli dopo che uscivo da scuola, pensa che io entravo alle 8:30 e uscivo alle 5 del pomeriggio, una scuola durissima, mi facevo delle camminate invece di andare a prendere, non so, la metropolitana a Piazza Garibaldi, andavo fino a Montesanto, poi dicevo andare a Piazza Medeo, poi addirittura dalla Vergellina, perché mi piaceva camminare per Napoli, sentire i suoni, e forse faccio l'attore proprio perché ho vissuto questa grande fantasia che c'è in questo paese. Accennavamo all'inizio dell'intervista cinema, fiction, teatro e chi ne ha più ne metta. Se poi ci spieghi un po' quali sono le difficoltà nei diversi generi, l'approccio che lei ha dovuto, quindi le difficoltà che ha dovuto affrontare nei diversi linguaggi artistici. Capisco la domanda che fanno in molti. Guarda, esiste un signore che decide di fare l'attore, o una signora, veramente signorina, come lo chiamano, che vuole fare l'attore. Quello è il mestiere. Poi ci sono delle tecniche che si applicano in modo diverso. In teatro hai un tipo di tecnica e in cinema ne hai un'altra, e poi anche in televisione diciamo che c'è un'altra tecnica, ma sono delle componenti soltanto pratiche, insomma, che bisogna imparare. Però l'attore è uguale in tutti i mestieri. È come se tu mi domandassi, a volte mi domandano che differenza c'è tra girare con gli americani, con gli italiani, c'è soltanto che forse loro hanno più soldi, ma non cambia nulla. Per un attore si trova davanti alla macchina da presa e deve recitare, sia che il regista sia un ragazzo che debutta come regista, sia che sia un grande regista come Ridley Scott, però per l'attore non cambia nulla, capito? Può avere più luce, meno luce, ma non è quello che fa poi il bello o il cattivo tempo. Ecco, se lei dovesse dare un consiglio a un giovane che si avvicina adesso alla recitazione, quale sarebbe questo consiglio? Ma di questi tempi io direi di avere comunque due mestieri, diciamo in un'epoca in cui di avere due mestieri, tanto fare degli studi diciamo tradizionali se vuoi, ma anche quelli più pratici, non può anche fare niente, voglio dire che è un bellissimo mestiere, io so fare benissimo, cioè affrontare quest'altro mestiere e vedere come può andare a finire. Bisogna essere molto fortunati in questo mestiere, è un momento in cui è molto difficile
perché insomma è la crisi che è la prima che viene colpito qua il settore dell'artistico, eccetera, quindi non consiglierei questo mestiere. Però se uno lo vuol fare, se uno lo vuol fare, ci provi, sappiano che questo mestiere va affrontato come dei monaci, come bisogna con grande dedizione, grande pazienza e grande attesa e aspettare. Lei ha fatto anche tanto doppiaggio, insomma. Sì. Un consiglio, insomma, un consiglio a chi vuole addentrarsi in questo mondo. Dicevamo prima, c'è un'epoca in cui ciò che è destinato, ciò che non è considerato primario è destinato a morire. Ma guarda, in questo mondo parli di artisti, parli di attori, parli in questo mondo. Io spesso dico a tutti i giovani, è un mestiere difficile, se avete un minimo dubbio non cercate di farlo, però questo è un tarlo che se ti prende non lo puoi abbandonare. Ti dico, io che dirigo più o meno, dirigo la parte recitazione del centro sperimentale, ogni anno noi riceviamo circa 600-700 ragazzi e ragazze che vogliono fare gli attori, ne prendiamo 8 e 8, 7 e 7 a seconda, quindi pensa, nonostante tu dica guardate è molto difficile, bisogna essere molto bravi, tutti lo vogliono fare, fatelo, tentate, io più di dirvi che è difficile non posso dirvi altro. Maestro, in conclusione solo un saluto e un suo pensiero agli amici ascoltatori di Radio Antenna Campania con la promessa che tornerà presto alla Vella. L'ho detto prima, anzi avrei dovuto dirlo all'inizio dello spettacolo, se non l'ho detto lo dico adesso, mi piace, tornerò qui, anche perché mi dicono che c'è un formaggio particolare, perché c'avete un formaggio particolare, come si chiama questo formaggio? Una caciotta particolare, non so. Domani andiamo alla ricerca. Ce lo facciamo vedere al sindaco dopo. Va bene, Grazie.